TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Dalle ore 8 di oggi, martedì 23 dicembre, la circolazione dei treni è stata sospesa tra Venezia e Udine per il ritrovamento di una persona deceduta nei pressi di Mogliano Veneto. Sono immediatamente seguiti accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. I treni alta velocità hanno subito limitazioni di percorso, i treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Sono stati inoltre registrati ritardi fino a 150 minuti. La circolazione è in graduale ripresa dalle 12:30. Cambiamo argomento. La comunicazione del ministro Salvini sull'avvenuto sblocco di oltre 93 milioni di euro per il MOSE di Venezia è un'ottima notizia e risponde con tempestività a quanto emerso nei giorni scorsi. I fondi individuati, sottolinea il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, serviranno ad assicurare il funzionamento, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'opera, nonché gli interventi per la salvaguardia della laguna. Il MOSE, con 110 sollevamenti effettuati finora, ha dimostrato ampiamente la sua efficacia, spiega Stefani. Ringrazio il vice premier Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti. Ancora una volta il governo, conclude Stefani, ha dimostrato di lavorare nell'esclusivo interesse di Venezia e di tutti i veneziani. La nota del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito allo sblocco dei fondi del sistema MOSE. Accolgo con grande soddisfazione la notizia comunicata oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha approvato lo sblocco di 93 milioni di euro destinati a Venezia, finalizzati al pagamento delle prestazioni già eseguite e contabilizzate nell'ambito delle attività del MOSE. Risorse che serviranno anche a garantire gestione e manutenzione ordinaria dell'opera e interventi di salvaguardia della laguna. Questo risultato è fondamentale per assicurare gli stipendi ai lavoratori e pagare le imprese per le attività già svolte o in corso, evitando rallentamenti e blocchi. Dice invece il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto. Abbiamo fatto bene a intervenire per sbloccare le risorse destinate al sistema MOSE e a Venezia. Nella confusa e dannosa lotta tra ministeri, la vera vittima rischiava di essere la città di Venezia. Era un dovere evitare che Venezia pagasse il prezzo di ritardi e rimpalli di responsabilità che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori. Va chiarito però che non si tratta di nuove risorse, ma di fondi già stanziati nel passato e già contabilizzati, necessari a coprire lavori eseguiti e impegni già assunti per la salvaguardia di Venezia. Sarebbe dunque stato davvero gravissimo se non fossero stati sbloccati, come si è rischiato che accadesse. Per quanto riguarda invece la legge speciale, prosegue Martella, denunciamo che nonostante i nostri emendamenti e le richieste avanzate dal Consiglio Comunale di Venezia, non ci sia alcuna previsione per il 2026 e per gli anni successivi. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.